Quando parliamo di pesce azzurro in realtà non facciamo riferimento ad una serie di specie ittiche definite a livello scientifico, ma più che altro è un nome commerciale creato per andare a definire una serie di specie che hanno in comune delle caratteristiche morfologiche e allo stesso tempo nutrizionali. In realtà facciamo riferimento agli sgombri, alle alici, alle sardine, alle lacce, tutti pesci comunque di piccola taglia e dalla colorazione della superficie a livello dorsale blu-verdastra, a livello ventrale argentea. In realtà in questo gruppo vengono anche assimilati altri pesci che hanno caratteristiche morfologiche totalmente diverse, come ad esempio il tonno, la palamita, che ne condividono comunque le caratteristiche nutrizionali. In realtà anche merluzzo e salmone spesso vengono definiti pesci azzurri, ma non lo sono dal punto di vista scientifico, in realtà però sono assimilati nello stesso gruppo in virtù della loro ricchezza in omega 3. Gli omega 3 sono proprio una delle caratteristiche fondamentali del pesce azzurro, sono degli acidi grassi essenziali per la nostra salute e hanno molteplici benefici su tutto l'organismo. Molto importante è la loro attività cardioprotettiva, infatti gli omega 3 vanno a ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL, e vanno a favorire invece l'aumento dell'HDL, che è il colesterolo cosiddetto buono, che fa da spazzino a quello cattivo.